Al tuo celeste trono, Maria, rivolgi a noi, pietosa gli sguardi tuoi, per una volta ancora. O Madre dolce e cara, ascolta chi ti chiama. Guarda, o Maria, chi t'ama e tanto confida in te. O Madre dolce e cara, ascolta chi ti chiama. Guarda, o Maria, chi t'ama e tanto confida in te. Questa sera ci troviamo a Marina di Lugugnana presso un capitello privato nella quale si custodisce e si venera il simulacro che è copia della Madonna di Monteberico in Vicenza, e insieme a tutti noi ci sentiamo in comunione di preghiera anche con tutti i fratelli e le sorelle delle altre comunità parrocchiali di Villanova, di Giussago, di Lugugnana, di Castello e di Brussa. Tutti insieme con fede questa sera recitiamo il Santo Rosario meditando i misteri del dolore. O Dio, vieni a salvarmi. Aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia e il sudor di sangue di nostro Signore Gesù Cristo nell'orto degli ulivi. Chiediamo e preghiamo questa decina del Santo Rosario per ottenere la contrizione e il dolore per i nostri peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Preghiamo questa decina del Santo Rosario per chiedere al Signore la mortificazione dei nostri sensi. Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel terzo mistero del dolore si contempla l'incoronazione di spine di nostro Signore Gesù Cristo. In questo
In questa decina del Rosario preghiamo perché tutte le persone che soffrono possano essere sollevate nei loro dolori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la condanna a morte di Gesù e la sua salita al Calvario portando la croce. Chiediamo per questo mistero la grazia della pazienza in tutte le nostre tribolazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria a Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione, la morte e la sepoltura di nostro Signore Gesù Cristo. Chiediamo per questo mistero la grazia della conversione dei peccatori, la perseveranza dei giusti e il sollievo delle anime del purgatorio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici, o Dio Padre Celeste, abbi pietà di noi, o Dio Figlio Redentore del mondo, abbi pietà di noi, o Dio Spirito Santo, abbi pietà di noi, Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi, Santa Maria, prega per noi, Santa Madre di Dio, prega per noi, Santa Vergine delle Vergini, prega per noi, Madre di Cristo, prega per noi, Madre della Divina Grazia, prega per noi, Madre purissima, prega per noi, Madre castissima, prega per noi, Madre inviolata, prega per noi, Madre intemerata, prega per noi, Madre amabile, prega per noi, Madre ammirabile, prega per noi, Madre del buon consiglio, prega per noi, Madre del Creatore, prega per noi, Madre del Salvatore, prega per noi, Vergine prudentissima, prega per noi, Vergine veneranda, prega per noi, Vergine degna di lode, prega per noi, Vergine potente, prega per noi, Vergine clemente, prega per noi, Vergine fedele, prega per noi, specchio della giustizia, prega per noi, sede della sapienza, prega per noi, causa della nostra letizia, prega per noi, vaso spirituale, prega per noi, vaso onorabile, prega per noi, vaso insigne di devozione, prega per noi, rosa mistica, prega per noi, torre di Davide, prega per noi, torre d'avorio, prega per noi, casa d'oro, prega per noi, arca dell'alleanza, prega per noi, porta del cielo, prega per noi, stella
Maria del mattino, prega per noi. salute degli infermi, Prega per noi. rifugio dei peccatori, Prega per noi. consolatrice degli afflitti, Prega per noi. aiuto dei cristiani, Prega per noi. regina degli angeli, Prega per noi. regina dei patriarchi, Prega per noi. regina dei profeti, Prega per noi. regina degli apostoli, Prega per noi. regina dei martiri, Prega per noi. regina dei confessori, Prega per noi. regina delle vergini, Prega per noi. regina di tutti i santi, Prega per noi. regina concepita senza peccato originale, Prega per noi. regina assunta in cielo, Prega per noi. regina del Santissimo Rosario, Prega per noi. regina della famiglia, Prega per noi. regina della pace, Prega per noi. agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Ascoltaci, Signore. agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Ascoltaci, Signore. agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Abbi pietà di noi. prega per noi, Santa Madre di Dio. Saremo sempre felici dell'ingresso di Cristo. Preghiamo. Concedi a noi tuoi servi, o Signore Dio nostro, la continua sanità dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della gloriosa Semprevergine Maria, liberaci dalle tristezze del tempo presente e facci gustare la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Allietati da questo bel scampanio, preghiamo ora secondo le intenzioni del Sommo Pontefice e per l'acquisto delle sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ora preghiamo per quanti oggi sono morti, per quanti sono morti anche nelle scorse settimane a causa della pandemia del coronavirus, una preghiera, anche un ricordo per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Vi invito a sedervi un momento, per cortesia. Noi siamo legati da sentimenti di affetto e di devozione da alcuni santuari che sono sparsi nel nostro territorio e che sono come delle torri di guardia dove Maria ci scruta, tuttavia lo fa certamente non per farsi gli affari nostri, ma lo fa per proteggerci, lo fa sempre per benedirci con amore della Madre di Dio, che è anche Madre nostra. Penso che tra questi santuari non possiamo non ricordare, perché è potente, certamente la Madonna di Motta, no? C'è anche la Madonna di Fatima a Portogruaro, dove ci sono i frati, ci sono anche santuari molto belli come quello di Monteberico, che abbiamo ricordato appunto per la presenza qui di una copia di quella stessa effigie, ma anche santuari tipo Madonna di Rosa, Barbana, sulla laguna di Grado e altri santuari. Credo però che ce ne sia uno che questa sera merita di essere nominato, è un santuario molto importante a livello nazionale, anche a livello internazionale, ed è il santuario della Beata Vergine del Santo Rosario
di Pompei. Forse qualcuno lo avrà già sentito nominare, qualcuno di voi magari ci è andato almeno una volta nella vita in pellegrinaggio. Diciamo questo perché proprio in questo mese, qualche settimana fa, l'8 maggio, noi abbiamo proprio ricordato esattamente la Madonna di Pompei. Ed è, come sapete, interessante sempre quando si va a visitare un santuario andare a scavare per capire la storia che c'è dietro, no? Per capire un po' quali vicende lo hanno fatto nascere, e di solito si nota come un elemento che mette insieme tutti i santuari, come le strade di Maria, che sono le strade appunto della nostra mamma, si siano incrociate con le strade di alcuni uomini, le cui vite possiamo definirle semplicemente straordinarie. La vita, in modo particolare, che sta alla base dell'erezione del santuario della Madonna di Pompei, è la storia di un beato, il beato Bartolo Longo. La sua città di Napoli, e crebbe il nostro amico Bartolo Longo come, pensate, un accanito e sostenitore anticlericale, cioè questo odiava i preti, odiava la Chiesa, non poteva proprio vederli. E tra l'altro questo non bastò a lui e prese ben presto a frequentare le lezioni di alcuni professori molto in voga all'epoca per le loro teorie di tipo positivista e anticattolico. Che cosa dicevano questi professori e quali sono le idee appunto che sposò in giovane età Bartolo Longo? Beh, per esempio, l'idea secondo cui tutto ciò che sa di soprannaturale, ok, quindi che va oltre il mondo che noi vediamo e che possiamo sentire, toccare, eccetera, non esiste. Una conclusione molto conveniente, perché è molto facile, no? A cui arrivare, ti toglie un sacco di difficoltà e soprattutto ti togli anche il fatto di essere magari giudicato negativamente da tutti, un po' come accade oggi, no? Chi è ateo, cioè chi non crede a niente, o, o chi magari dal cristianesimo si converte ad altre religioni come l'Islam, no? O possono essere anche altre religioni, dico l'Islam tanto per dire, ok? Oggi viene quasi portato in giro in sedia gestatori, acclamato come bravo, mamma mia. Provate voi a uscire di qui e andare a dire a tutti che siete cristiani. Voglio vedere io che reazioni la gente ha. Non sempre sono reazioni molto, molto belle, sapete, molto allegre, molto gioiose. Di sicuro non ti accoglieranno in giro con il tappeto rosso. Naturalmente però il beato Bartolo Longo all'epoca andò anche oltre queste idee, sapete, fino addirittura a sposare teorie di tipo satanico, quindi il satanismo, quindi tutta la realtà del male, tutta la realtà del diavolo, fino a pensare a diventare, dopo circa un anno e mezzo, un prete, un sacerdote di tipo satanista. Peggio di così non poteva andare. Eppure il Signore, se noi andiamo a vedere la sua vita, in questo marasma di male non lo volle abbandonare, e fu colto da un periodo di crisi spirituale che gli fu quasi fatale, gli fu quasi tragica, e questa crisi anche investì anche altri aspetti della sua persona, come la sfera psicologica e anche la sfera fisica. Così, mentre un altro suo compagno satanista, esattamente come lui, trovò la soluzione a tutti i mali nel suicidio, cioè Segakopà, lui invece che cosa fece? Tenne duro e si salvò. Si salvò nello spirito e nel corpo grazie ad un professore molto religioso che si chiamava Vincenzo Pepe, il quale lo mise sotto la direzione spirituale di padre Alberto Radente, che era un domenicano.
E fu proprio appunto nella famiglia domenicana, scusate, che il beato Bartolo Longo trovò appunto rifugio e conversione da capo a piedi, e da satanista qual era, pensate, divenne niente po' di meno che devotissimo figlio di Maria Vergine, un amante nel vero senso della parola del Santo Rosario. Ed è proprio attraverso il Rosario che Bartolo Longo sperimenterà sulla propria anima l'ideale cura, tanto prodigiosa quanto incomparabile, di Dio, del Signore, per intercessione di Maria. Vedete alle volte come le vie di Dio sono tortuose, eh? Ti fa fare un percorso anche tragico per approdare a Lui. Il perché di questo lo capiremo solo lassù. Entrò nel terzo ordine di San Domenico e fu proprio attraverso i domenicani, dove aveva trovato senso appunto la sua conversione, che Bartolo Longo continuò poi a scoprire sempre di più la devozione per la Madonna del Rosario, e trovando proprio giovamento spirituale nella recita del Rosario, tanto che poi tentò di ritornare dai suoi ex compagni, amici per modo di dire, satanisti, portando il rosario, la fede, e eh, ci andò con grande ardore apostolico, ma questo suo impegno di cercarli di riportarli a Cristo perché si salvassero la loro anima, fu vano e venne deriso. Poi ecco la vita del beato Bartolo Longo continua con una fede sempre più in crescita. C'è un episodio che volevo citarvi molto bello, il quale lo vede protagonista mentre vaga per i campi attorno a Pompei, e in contrada Arpaia a un certo punto Bartolo Longo sente una voce misteriosa che gli dice: se propaghi il rosario sarai salvo. E subito dopo aver udito questa voce sentì di lontano una campana, proprio a mezzogiorno, come le nostre campane che suonano per annunciare la recita dell'Angelus, e così si inginocchiò sulla nuda terra e pregò. Mai, disse, aveva sentito una pace interiore tanto grande, e così adesso finalmente, dice il beato Bartolo Longo, potevo conoscere la mia missione intera. Lui si devono anche poi molte devozioni, molte pratiche che purtroppo dopo il concilio, dagli anni 60 in poi, abbiamo perso per strada, ancora non si riesce a capire perché. Forse qualcuno di voi, anche quando era un po' più giovanotto, le ricorderà, per esempio la pratica dei 15 sabati, e altre pratiche poi di preghiera sempre mariana. Morì nel 1926, ebbe parecchi contatti anche e soprattutto una lunga amicizia con San Giuseppe Moscati, famoso medico, ecco, a cui il beato Bartolo Longo si rivolgeva appunto per consulti medici. Ecco, proprio al beato Bartolo Longo dobbiamo la fondazione, ecco, del santuario di Pompei, oggi molto famoso. Se guardate ogni tanto la messa per televisione, molto spesso viene trasmessa proprio dal santuario di Pompei. Ecco, noi vogliamo questa sera, ecco, lasciandoci illuminare dalla sua vita straordinaria, che ha incontrato la fede, che ha incontrato Maria e il Signore, ecco, vogliamo prendere proprio come illuminanti queste parole: diffondi la recita del Santo Rosario e sarai salvo. Io penso che noi cristiani, noi cattolici in modo particolare, ecco, dobbiamo farci proprio, ecco, annunciatori anche di questa devozione, anche di questa preghiera, che è quella che la Madonna preferisce. Noi di solito siamo abituati a portare a Maria delle candele, dei fiori, e facciamo benissimo, guai se non fosse così, eh?
guai, soprattutto quando abbiamo qualche cosa da chiederle, qualche situazione da presentare, qualche famiglia, qualche persona anche da affidare a lei. Ma ricordatevi una cosa, sapete qual è il fiore più bello che Maria predilige, la candela più bella che Maria predilige? Sono le Ave Maria del 50 Ave Maria della recita del Santo Rosario. Non abbiamo paura di pregarlo e soprattutto, come il Beato Bartolo Longo questa sera ci insegna, come è accaduto a Pompei e continua a essere così in quella città, non dimentichiamoci mai di diffonderlo, insegniamolo nelle nostre famiglie ai più piccoli. Io ricordo quando ero piccolo, ormai cominciano a essere tanti anni, sapete, anche se non sembra, 20 anni fa, ok, io mi ricordo si diceva il rosario a casarsi in vari punti, no? Nella parrocchia non c'era ancora il coronavirus e mi ricordo che anche mio zio, il mio prozio, lo ospitava e lo ospita ancora tranne quest'anno in quella che una volta era la stalla, no? E io ricordo che si correva, non si vedeva l'ora di andare a recitare il rosario. Sarà che dopo mia zia ci dava le caramelle, quindi dopo c'era anche, ecco, venivamo ripagati, ecco, da questa buona fatica. Ma io mi ricordo, ecco, proprio questa corsa, questo non vedere l'ora, ecco, di recitare il rosario. Dovremmo trasmettere, ecco, questa voglia, questo desiderio a tutti, in modo particolare ai più piccoli, ai bambini, ai ragazzi, ai giovani, che manco sapete sanno più pregare manco l'Ave Maria, Padre nostro, venite, tante volte capita anche a catechismo che bisogna anche a chi magari è già avanti, ecco, bisogna insegnare ancora, ecco, le preghiere. Non abbiamo paura di diffondere questa preghiera e vedrete che i benefici spirituali e anche concreti, reali nella nostra vita saranno tanti. La Madonna non mancherà, ricordatevelo sempre, non mancherà di riempire di grazie i suoi figli e coloro che si adoperano, ecco, con tanta volontà per diffonderne il culto. Quindi ne abbiamo veramente tutto di guadagnato. Questa grazia questa sera di essere autentici discepoli del Signore di Maria la vogliamo chiedere a lei, ecco, per sua intercessione al Signore, e per questo riceviamo ora la Santa Benedizione che sia di incoraggiamento ad impegnarci sempre di più anche nelle strade della fede. Ci alziamo in piedi. Il Signore sia con voi, per intercessione della Beata Vergine Maria e del Beato Bartolo Longo, il benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Io prima del canto finale ringrazio tutti voi che avete partecipato a questo momento di preghiera così bello, a quanti ci hanno ospitato e hanno preparato questo bel altare con l'effigie della Madonna di Monteberico. Noi ricordiamo che la preghiera continua domani anche con la celebrazione delle Sante Messe con il popolo delle nostre comunità e poi domani sera, sempre alle ore 20:30, con la recita del Santo Rosario. Immacolata Vergine bella, di nostra vita, tu sei la stella, tra le tempeste, de guida il cuore, di chi ti chiama, Madre d'amore. Siamo peccatori, ma figli tuoi, Immacolata, prega per noi. Siamo peccatori, ma figli